Eccoci, buongiorno, bentrovati a questo tavolo rotonda che approfondirà sicuramente tematiche estremamente importanti per il nostro porto, per lo sviluppo del nostro porto e per lo sviluppo ovviamente delle strutture retroportuali. Il potenziamento in corso, infatti, al titolo del trasporto ferroviario merci nei porti di Genova, Pra, Savona e Vado Ligure, quindi tutti gli scavi sostanzialmente che stanno al di sotto del cappello dell'autorità portuale del sistema del mare sistema Ligure occidentale. Iniziamo subito con un saluto istituzionale, ma non solo, perché sarà anche prodromico conoscere la posizione del governo e la sua strategia per quello che riguarda ovviamente il futuro del nostro scalo per i sistemi aeroportuali. Do il ben trovato quindi al vice ministro Edoardo Rixi, che invito a raggiungermi qua dietro lo scranno. Grazie. Intanto ovviamente porto i saluti del governo. Credo che in questo momento il Paese abbia bisogno di dare una dimostrazione di unità, di forza e di capacità di programmare, ma soprattutto di realizzare in tempi rapidi i collegamenti che da tanto tempo aspettiamo. In sala ringrazio la presenza di Ferraris, amministratore delegato del gruppo FS, con cui collaboriamo quotidianamente anche sui temi dell'utilizzo delle risorse del PNRR, tema che oggi apre i quotidiani, quindi la paura del Paese di non riuscire a fare in tempo. Io credo che il Paese sia in grado di utilizzare tutte le risorse, soprattutto se c'è nel Paese l'unità di intenti, che non deve essere solo l'unità a livello governativo. Noi abbiamo bisogno di una compartecipazione a quelle che sono le attività da parte della società civile, degli operatori, una visione chiara rispetto alle direzioni che dobbiamo intraprendere e soprattutto partendo dalla prima autorità dei sistemi portuali italiani, che è quella del Mar Ligure occidentale, che comprende i porti di Genova, di Savona e di Vado Ligure. Un sistema portuale che ha una necessità in primis, quella di poter utilizzare al meglio i collegamenti con il centro Europa e con la pianura padana, in particolare in ambito ferroviario, visto che per anni uno dei problemi che ha avuto questo sistema portuale è stata la scarsa capacità di fare traffico su ferro. Su questo sono in atto, sapete, una serie di attività. Siamo partiti qualche anno fa e devo dire, su mia intuizione, di riuscire a creare un unico sistema tra il terzo valico del nodo di Genova per recuperare il tempo perduto a causa dei fallimenti che ci sono stati negli anni, nel decennio scorso, sul settore edile italiano, soprattutto sulle grandi opere. Calcolate che in 10 anni abbiamo perso 600.000 posti di lavoro e 12.000 imprese. Imprese importantissime come condotte, Astaldi, eccetera, che improvvisamente sono scoppiate, lasciando opere anche importantissime a metà. Quindi il Paese ha dovuto riperimetrare il settore, e in un Paese dove fare un'autostrada, fare una strada, fare una ferrovia è molto più complesso che negli altri paesi europei, perché noi abbiamo il 55% delle opere d'arte, e intendo ovviamente viadotti e tunnel, rispetto all'Europa, capite bene, e non al resto d'Europa. Noi abbiamo il 55%, abbiamo una media di 24% di linea ferrata o linea autostradale in galleria o viadotto rispetto a una media europea che è del 3%. Questa regione superiamo il 60%, non esiste praticamente una tratta che non sia o in galleria o in viadotto. È evidente che vuol dire che noi dobbiamo avere sia una visione, una pianificazione che probabilmente è mancata, soprattutto sul settore ferroviario, ma anche una capacità di produzione come paese particolarmente importante, sia per mantenere le vecchie linee, sia per adeguarle, sia per costruire le nuove. Quindi su questo abbiamo cercato, in questi mesi in cui si è insediato il nuovo governo, di andare a definire le priorità e anche di dare, ad esempio sulla parte ferroviaria, un'importanza strategica della movimentazione merci che prima era un po' un gruppo messa da parte, o comunque considerata secondaria rispetto alla parte passeggeri.
Su questo c'è anche un tema, quello degli interporti, la creazione di un sistema rete della intermodalità a livello nazionale, cercando di specializzare i vari scali, andando a individuare importanti soluzioni, anche utilizzando infrastrutture esistenti. Guardo avanti qua a Canavese, e il tema ad esempio dello spostamento delle rinfuse su Savona per l'utilizzo anche della funivia presente e ripotenziare e adeguarla vuol dire cercare di utilizzare anche questa visione green, che non deve diventare limitativa rispetto ai beni e ai servizi che i nostri porti possono utilizzare, ma cambiare un modo di pensare e cercare ad avere delle nuove opportunità di sviluppo. Quindi su questo ci stiamo orientando. Devo dire, ringrazio il Presidente dell'Autorità Portuale, che è anche commissario dell'opera più importante che oggi c'è nel settore marittimo italiano, che è la nuova diga di Genova, che darà nuovi spazi e consentirà di potenziare le banchine sulla parte di San Pierdarena, non solo andando a chiudere i pettini che ormai non servono più per le nuove navi, ma anche allargando la banchina verso il mare per aprire nuovi spazi. Questo, creando un vero e proprio porto in linea, sarà un passaggio epocale rispetto a quelle che oggi sono le dinamiche portuali. Poi, non secondo anche il tema della cantieristica. Il sindaco Bucci, sapete, è anche commissario su tutta una serie di opere in porto, in particolare l'ampliamento del cantiere di Fincantieri, che presenterà delle caratteristiche che lo renderanno sostanzialmente unico a livello europeo. Vuol dire che l'Italia sta tornando a investire sul mare, sta tornando a investire sui traffici e ha bisogno di un sistema di stakeholders che sia in grado di dare una spinta e un indirizzo che non è tanto quello del governo, è quello di un paese. Bisogna capire che non si può pensare di tornare a una ricrescita felice, o non si può tornare a pensare che con i no un paese possa andare avanti. Io chiudo augurando a tutti buon lavoro, ma ricordando un tema: un paese come l'Italia, che per secoli, e viene in dimostrazione anche questo palazzo, ha fatto cose incredibili, e noi oggi viviamo grazie all'intelligenza e alla capacità dei nostri padri, dei nostri nonni, dei nostri bisnonni. Oggi deve concretizzare per lasciare ai propri figli un qualcosa ancora che oggi faccia capire che la nostra grandezza è quella del saper fare cose incredibili, di saper trovare soluzioni semplici a problemi complessi. Questo è l'impegno che oggi il governo si sta prendendo, in un momento sicuramente difficile, ma che non può essere un alibi per il non fare. Quindi io ringrazio, perché Genova negli ultimi anni, dopo le tragedie che ha avuto, è stata la città che si è riuscita a alzare per prima e dimostrare che in Italia le cose si possono fare. Questo modello è un modello vincente che deve contaminare l'intero paese e deve far capire anche a livello europeo che il nostro paese è un paese dinamico e capace ancora oggi di far sorprendere il mondo. Ecco, questo è il messaggio che volevo dare. Oggi sapete che ci sarà anche sullo scalo genovese, che andremo a visitare anche il terzo valico, le cantierizzazioni, la presenza della Commissione Europea ai Trasporti. Io ringrazio anche dell'iniziativa che nasce anche dal mio capogruppo al Parlamento Europeo Marco Campomenosi, ma che ha coinvolto tutto il sistema, perché in questo momento bisogna far capire all'Europa che noi siamo in grado di fare le cose, che noi ci crediamo e che gli italiani sulla capacità di fare, di costruire e di realizzare non sono secondi a nessuno. Grazie ancora, buona giornata, viva Genova e viva l'Italia. Grazie molto al Ministro Eduardo Rixi, che ci è venuto a trovare. Ovviamente è sempre bello avere un genovese, insomma, in un posto così importante della nostra città, bisogna sicuramente di un occhio di riguardo. Pregherei il Presidente dell'Autorità Portuale del Sistema, Paolo Emilio Signorini, di accomodarsi della nostra tavola rotonda, anche se è una tavola rotonda ideale, diciamo, perché il rettangolare non avete dubbi.
rimane come sempre una tavola rotonda. Benvenuto Presidente, con lei partiremo con diciamo, un discorso un po' particolare, riprendendo secondo me anche alcune delle tematiche che ha introdotto il Vice Ministro, che diceva investire sul mare, lasciare qualcosa alle generazioni future, creare un porto competitivo. Ebbene, come si crea questo sviluppo? Una domanda da $1 miliardo probabilmente, però dobbiamo trovare le risposte. Grazie, grazie di essere venuti tutti. Non so se noi partiamo con un video, se abbiamo un video. Sì, ci dovrebbe essere un video. Allora, partiamo con il video, poi breve. Benissimo, abbiamo anche una presentazione, se la montate. Intanto, dicevo, ringrazio tutti i presenti. Questa iniziativa l'abbiamo pensata e congegnata per fare il punto, un punto molto qualificato, sullo stato degli investimenti ferroviari nel sistema portuale. Lo facciamo con un panel che già di per sé è una buona notizia, perché parleranno questa mattina qua le persone più importanti per pensare di mettere a terra un obiettivo così ambizioso come quello di far crescere il trasporto ferroviario nel nostro sistema portuale dagli attuali 17% a 20-25 e poi per guardare eventualmente anche il 30%. Noi abbiamo di nuovo un vice ministro come avevamo dopo il crollo del Ponte Morandi a Roma, nel ministero più importante, e sapete che quasi tutte le questioni di cui noi discutiamo oggi qua hanno bisogno della sponda del governo. È un elemento estremamente pratico. Al di là di tanti discorsi teorici anche che possono volare sopra le teste, poi per quasi tutte le cose che noi ci occupiamo c'è bisogno di una sponda al Ministero dal punto di vista regolatorio, finanziario, progettuale, programmatorio, approvativo. Abbiamo la DFS, e vabbè, non c'è bisogno di declinare perché è importante parlando di treni, però dobbiamo anche capire che, data la complessità, i volumi di investimenti che FS deve mettere a terra nel Paese,
Anche qui ci vuole gradualità, intelligenza nell'interazione con questo gruppo, fare la nostra parte, consentire a loro di poter operare al meglio, perché gli impegni che hanno sono tantissimi e bisogna anche, come dire, saper fare i compiti a casa e non solo chiedere. E abbiamo un panel con il sindaco, con cui lavoriamo fianco a fianco, poi per la Presidente della Regione, con l'ingegner Canavese, che è un grande esperto di intermodalità, oltre a rappresentare il cluster savonese, che ci assicura di poter coprire un po' tutto lo spettro delle questioni. Non so se... Allora, chiaramente noi ci troviamo, e lo sappiamo, la fortuna di Genova è di essere terminale del corridoio più forte economicamente del paese. Guardiamo cosa sta succedendo alle spalle di Genova, un tema che abbiamo trattato negli anni moltissime volte. Abbiamo una nostra, come dire, area, chiamiamola zona logistica semplificata, che è sostanzialmente il nord Italia. Questa è la catchment area del porto di Genova, ma guardiamo a un primo vero cambiamento, di cui 10 anni fa non si poteva parlare, ma oggi ne possiamo parlare. Vedete dov'è Genova? Vedete il terzo valico, da Torino-Lione, Alp Transit con il Lötschberg al Gottardo e il Brenner. Questi valichi, nel giro di 4-5 anni, lo saprà dire molto meglio dopo degli Ferrari, saranno aperti. Questo è il più grande cambiamento epocale dalla seconda guerra mondiale in termini di apertura del nostro paese al traffico e alle merci, ai mercati d'oltre Alpe. È un cambiamento inimmaginabile. Oggi possiamo cominciare a mettere quei nomi e quelle date, perché ognuno di questi valichi è una realtà. Lo ripeto, epocale, è la più grande notizia rivoluzionaria in termini di trasporti, ma anche a livello europeo. A livello europeo, l'ammontare di investimenti che vedete accumulando terzo valico, Torino-Lione, Alp-Brennero, non ha paralleli, alcuni in tutto il continente europeo. È la più grande rivoluzione in termini di accessibilità tra il nostro paese e i mercati. Qui vedete quello che oggi è sostanzialmente le origini e destinazioni del traffico ferroviario del porto di Genova. Questa mappa è in giallo quello che oggi sono i nostri volumi, oltre l'azzurro è quello che potrebbero essere, grazie a queste opere, i volumi del porto di Genova. Dobbiamo essere concreti e ragionare con la mentalità degli operatori. Se ne è parlato per 35-40 anni, ma quelli azzurri stanno diventando una realtà. Il porto italiano più vicini a quei 4 azzurri, Brennero compreso, è Genova. Sarebbe Venezia per il Brennero, non a caso le 2 repubbliche marinare erano Genova e Venezia, però Venezia ha alcune limitazioni portuali, altrimenti il porto, grande porto container, gateway, a questi 4 siti, la geografia bizzarra, è il porto di Genova. Allora, questo è quello che è successo negli ultimi anni, 2018-2022. Vedete che la chiave intermodale, il modal split, cioè la quota di ferro, di merci che va via ferro, rispetto alla strada, è cresciuta di circa 3 punti percentuali, noi siamo vicini ora al 17%, che è molto meglio di Rotterdam che fa 9,
che è molto meno dei traguardi che ci poniamo di fare il 25 o il 30. Qui è bene fare chiarezza, Rotterdam fa il 9, non perché sono imbranati, ma ci sono delle rigidità poi sulla capacità ferroviaria. Se fai 16 milioni di TIU è impossibile avere una quota del 20% del treno, perché non c'è capacità. Quindi bisogna anche saper leggere i target e gli obiettivi in base alla capacità. C'è questo aumento, è un aumento che è dovuto da alcuni fattori, abbiamo avuto ingresso di nuovi operatori, nuove destinazioni, abbiamo avuto incentivi dopo il Morandi che hanno aiutato, ci sono state criticità sul settore autostradale che hanno comunque indotto gli operatori a spostarsi sulla ferrovia e questo ha portato a questo incremento. Ma siamo lontani ancora, come diceva prima il Vice Ministro, dal nostro target e per sostenere ulteriormente la crescita abbiamo interventi sull'ultimo medio in corso, stiamo efficientando le tracce ferroviarie con il gruppo FS, stiamo sviluppando aree intermodali, retroporti con l'iniziativa che sta guidando direttamente il Ministero delle Infrastrutture proprio in questi mesi e stiamo immaginando nuove forme di incentivazione finanziaria. Sui lavori in verde voi vedete parchi ferroviari. Noi abbiamo su Genova, stiamo completando il parco Betolo-Rugna che è tra Calata Sanità e Calata Betolo, siamo in progettazione sulla stazione di Fuorimuro, siamo in progettazione sul parco Ronco Canepa e su Campasso Nord. Abbiamo iniziato i lavori della stazione Travolti spostando il viadotto e in progettazione per il fascio binario. Qui siamo a Vado, Savona Vado. Avete visto anche dal video prima, siamo in piena fase di attività dei lavori sul parco Telia di Vado Ligure, RFI o FS lavora sulla stazione di Vado Zona Industriale e Savona Parco Doria. In rosso vedete le grandi direttrici. Qui avete una declinazione per le varie opere di inizio e fine lavori. Come vedete, la gran parte dei lavori ha un termine più o meno coincidente, più o meno con il periodo di lavori, con l'avvio dell'esercizio del terzo valico. Questo ovviamente è stato pensato, le due cose devono andare sostanzialmente insieme, parchi ferroviari, interventi di adduzione e avvio del terzo valico hanno sia per Genova sia per Savona Vado date più o meno congruenti. Questo segnale dei lavori che sono in attività che termineranno più o meno per il terzo valico è ovviamente uno dei segnali più importanti per gli operatori. Gli operatori, come dimostra la Liga Foranea, avvicinandoci all'avvio dei lavori avete visto alcune importanti decisioni di investimento tra le più grandi compagnie di shipping e terminalisti del mondo di investire nel porto di Genova. Non avessimo avuto alcun segnale sulla Liga Foranea, probabilmente quelle decisioni di investimento non le avremmo avute. Per il ferro funziona più o meno allo stesso modo. Quando i lavori sono in piena fase di attività o in completamento, è chiaro che gli operatori sono invogliati a muoversi. Campasso, e mi avvio alla conclusione, è un po' la vera sfida. Per Campasso cosa intendo? Noi, prendendo i lavori di Parco Rugna e Molo Nuovo, stiamo completando, diciamo così, l'infrastrutturazione in zona porto. Poi abbiamo quella che voi vedete nella linea in rosso, che è la linea che attraverso Campasso porta a Fegino, cioè sostanzialmente all'entrata del Carrera.
Voi sapete che questo è un importantissimo investimento, ne parleranno dopo sia il sindaco che l'ingegner Ferraris. È un intervento estremamente inurbato, però è chiaro che dobbiamo essere certi che anche questo intervento di cerniera sia più o meno coincidente con la data di avvio del terzo valico di completamento dell'ultimo miglio, di modo che siamo sicuri che l'intera cerniera, l'intero corridoio sarà completato. Queste sono le manovre ferroviarie. Abbiamo parlato di interventi ferroviari di lunga adozione, di ultimo miglio, parchi, poi c'è un operatore che sostanzialmente in porto fa le manovre. È una gara, viene affidata in 5 anni, noi abbiamo appena pubblicato il bando. Le manovre incidono moltissimo sulla competitività dello scalo, sia per quanto costano, sia per le efficienze che comunque vengono svolte. Gli obiettivi nostri sono di innalzare la competitività con una tariffa diciamo, maggiormente in linea con il mercato, essere in linea, Genova è all'avanguardia nell'applicare le norme sulla sicurezza ferroviaria e la circolazione dettate dalla Spisa, molto importanti anche in porto, e ovviamente guardiamo, come detto prima, la crescita dei volumi. Grazie mille. Grazie dunque al Presidente dell'Autorità Portuale, che potrà ovviamente reintervenire qualora lo volesse. Voglio però richiamare qua gli ulteriori relatori che potranno sedere attorno alla nostra tavola rotonda, quindi vorrei che tornasse anche il Vice Ministro Edoardo Rixi a sedersi qui con noi, Luigi Ferraris, al quale do il benvenuto, amministratore delegato di Ferrovie dello Stato Italiane, Rino Canavese, membro del Comitato di Gestione dell'autorità portuale del Mar Ligure occidentale, e Marco Bussi, il sindaco di Genova. Per aggiungerci anche il governatore della regione Liguria, Giovanni Tocchi, che non credo che sia ancora arrivato, comunque ci raggiungerà a breve. Ferraris, buongiorno, ben trovato. Partirei subito da lei, visto che si parla molto di cooperazione tra le ferrovie, in questo caso ovviamente è l'autorità portuale. Allora, questo lavoro di compenetrazione, di sistema, come può funzionare e come le ferrovie possono aiutare il porto di Genova a intercettare questa crescita dei volumi, e cercare magari di evitare i porti come Rotterdam e Anversa, che sicuramente hanno delle caratteristiche importanti, ma a Genova non deve sentirsi inferiore, almeno secondo la nostra lettura. Di nuovo buongiorno e un saluto a tutti i presenti. Di nuovo desidero ringraziare chi partecipa con me a questo panel, a questo incontro, cioè il Vice Ministro Edoardo Rixi, Presidente dell'Autorità Portuale Paolo Emilio Signorini e altre autorità presenti in sala. Direi che, come è stato detto anche in precedenza, siamo di fronte a un momento trasformazionale davvero importante. Non è solo sulla carta, è reale, sta diventando realtà. Lo sforzo che il Paese sta facendo, in primis il governo, noi e tutte le istituzioni, nel riprendere in mano quella che è l'ossatura di un'infrastruttura che, vorrei ricordare a tutti, comunque in generale a livello italiano, è piuttosto datata. Cioè noi abbiamo nei fatti delle infrastrutture ferroviarie e stradali che mediamente hanno 60-70 anni di età. Questo significa che, tolta qualche rara eccezione, gli interventi li abbiamo fatti piuttosto pochi. Mentre nel frattempo ovviamente il traffico è cresciuto, il Paese è cresciuto, ha avuto le sue evoluzioni, e quindi di fatto quello che stiamo facendo oggi è quanto mai necessario e importante, pena credo il congestionamento. Ora, la Liguria decisamente, anche purtroppo a valle della tragedia che il Ponte Morandi, è stata al centro di grande attenzione ed ha attratto molti investimenti e molti sforzi da parte dei governi via via succedutisi. Ma devo dire che in quest'ultimo periodo l'accelerazione è imponente, non solo per quello che riguarda la Liguria, ma per quello che riguarda tutto il Paese. Si sta mettendo mano a dossier fermi da anni, da decenni, e si sta entrando in una fase davvero concreta. È chiaro, dobbiamo fronteggiare alcune criticità, lo diceva prima il Vice Ministro Rixi, nel tempo abbiamo perso 600.000 posti di lavoro per via dei fallimenti o delle evoluzioni negative del settore delle costruzioni, oggi ce ne mancano 350.000. Questo ci dice che dovremo cercare di sforzarci ad avere un respiro temporale più lungo, a programmare e fare in modo che la continuità degli investimenti sia assicurata al settore al fine di capitalizzare le competenze. Credo che oggi le condizioni ci siano
perché si sta parlando sempre di più di progetti che hanno un respiro decennale e che vanno quindi in via definitiva a trasformare l'ecosistema in cui si agisce. Il primo di tutti i progetti, che io per primo da genovese naturalizzato ricordo da tanti anni, riguarda il famoso terzo valico. Terzo valico, oggi abbiamo superato complessivamente il 65% delle opere di realizzazione. Per quanto riguarda il tunnel siamo oltre l'83% e puntiamo a completare il tutto entro il 2025 per passare immediatamente alle fasi di collaudo e attrezzaggio e ovviamente verifica da parte dell'autorità preposta alla stessa. E ormai a tutti noto che quando parliamo di terzo valico parliamo di un elemento fondamentale del corridoio europeo TEN-T Reno-Adria. Citava prima il Presidente, è un corridoio lungo circa 4.000 km che partendo dall'Italia attraversa tutta l'Europa e devo dire tocca le aree più industrializzate dell'Europa. Quindi evidentemente un bacino di utenza e di destinazione per i grandi traffici merci molto importante. Con il terzo valico Genova si troverà a giocare un ruolo chiave. Per la prima volta nella storia avremo accesso alla pianura padana e ai mercati centro-europei in maniera molto più rapida e cominceremo a essere competitivi rispetto a quelli che sono 4-5 giorni di navigazione per poter raggiungere le destinazioni finali. Quindi è chiaro che l'obiettivo è quello di aumentare complessivamente la capacità di trasporto merci a regime dell'ordine del 50% e dei passeggeri dell'ordine del 30%. Quindi il contributo che questa infrastruttura darà è fondamentale. Ma lo sentivamo prima, non basta evidentemente creare un flusso, bisogna creare un contorno che sia funzionale a tutto lo sviluppo e quindi in questo senso sarà necessario anche investire su quelle che sono le aree retroportuali. Ricordo anche che con questi interventi riusciremo ad avere treni lunghi fino a 750 metri, ossia l'equivalente di almeno 41 km della massima lunghezza ammessa oggi sulle strade italiane. Potremo trasportare container high cube e semirimorchi su treni merci pesanti fino a 22 tonnellate per assa. E poi l'altro elemento chiave fondamentale è l'attrezzaggio del DMS che renderà pienamente interoperabile sulla rete europea. Quindi i porti di Genova potranno captare gran parte, come dicevo prima, del traffico proveniente dall'estremo oriente, via mare, evidentemente, perché più attrattivi del mare del nord come Rotterdam e Anversa, dal momento che sarà possibile finalmente proseguire rapidamente via terra verso i mercati del centro e nord Europa, risparmiando, come dicevo prima, 5 giorni di navigazione. Ma il terzo valico non è certamente disgiunto dagli interventi sul nodo di Genova. Credo, non so se è in sala, ma comunque il commissario Calogero Mangeli, che è responsabile di questo progetto, che sovrintende quindi per il governo, non a caso è stato denominato, lo diceva anche prima il vice ministro Rixi, progetto unico nodo di Genova e terzo valico, perché le due cose vanno viste in maniera integrale. Beh, direi che il progetto unico, ma soprattutto il nodo tra Principe e Brindisi, alimenta uno sviluppo estremamente interessante, non solo per le merci ma anche per i passeggeri. Avremo finalmente la possibilità di implementare una metropolitana a cielo aperto che collegherà Voltri con Nervi in modo molto più rapido attraverso linee dedicate e ci troveremo ad avere una Genova che sarà alla base di una T rovesciata, dove avremo dei flussi che arriveranno da Levante e da Ponente per andare sulla direttrice verso nord, sia dal punto di vista del traffico merci che dal punto di vista del traffico passeggeri. Quindi direi che su Genova stanno arrivando, e sulla Liguria in particolare, stanno arrivando investimenti importanti che vorrei ricordare un numero che a livello complessivo in termini di costo totale valgono 13,4 miliardi di euro. Credo che sia una cifra importantissima che consentirà alla regione di trasformarsi e soprattutto alla città di giocare un ruolo da protagonista nel bacino industriale nord italiano. E non possiamo neanche dimenticare, come dicevo prima, i collegamenti est-ovest e soprattutto il fatto che con queste infrastrutture avremo la possibilità di collegare Genova, Torino, Milano, quello che una volta si chiamava triangolo industriale, per i meno giovani, nell'arco di un'ora uno dall'altro. Questo evidentemente faciliterà la creazione di un'area urbana più ampia, faciliterà la possibilità di far colloquiare, ritengo, le municipalità di Milano, Torino, Genova, nell'ottica di, dal nostro punto di vista, sviluppare sempre di più lo shift modale ed avere la possibilità di offrire ai passeggeri biglietti integrati con possibilità di accesso a metropolitana, treni,
e quant'altro. Questo è un'altra grande sfida che stiamo raccogliendo e per il quale stiamo aprendo dei tavoli con le municipalità proprio per favorire e semplificare la vita ai passeggeri, ai turisti e quant'altro, e ai pendolari. Per quanto riguarda poi il quadruplicamento tra Milano Rogoreto e Pavia sulla tratta Milano-Pieve Emanuele, la gara di appalto è in corso e l'obiettivo è terminare i lavori nel 2026. Poi abbiamo una serie di vari interventi di upgrading tecnologico e di velocizzazione che sono già interamente finanziati. Stiamo quindi lavorando per step, puntando a terminare sempre nel 2026. Questo è un elemento importante perché originariamente nel PNRR era previsto solo la realizzazione del terzo valico, ma non era previsto il quadruplicamento tra Tortona e Milano nei vari step. Lo abbiamo inserito, stiamo lavorando con il governo, in alcuni tratti siamo in fase più avanzata, ma complessivamente l'obiettivo è di far sì che anche questa parte venga realizzata, se non in linea, ma a pieno ridosso della realizzazione del tunnel, perché evidentemente altrimenti avremo una sorta di collo di bottiglia, quindi avremo realizzato una grande opera, ma non avremo la possibilità di scaricare a terra i benefici di questa opera. Quindi su questo ci siamo, stiamo lavorando e sarà fondamentale perché ci permetterà poi di fare Principe Rogoreto nei famosi 53 minuti di tempo una volta realizzate tutte le opere. Quindi direi si sta lavorando in più direzioni, certamente non si lasciano indietro anche altre aree puntuali che ho sentito citare prima dal Presidente dell'Autority. Perché questo? Perché alla fine, quando avremo realizzato questi interventi nelle varie aree che abbiamo visto prima, l'accesso al terzo valico, quindi al centro e nord Italia, avverrà sostanzialmente da Monte direttamente, quindi si arriverà direttamente dentro il tunnel e avverrà attraverso l'afflusso dal porto storico, attraverso una serie di piccoli investimenti che stiamo facendo, che quindi consentirà di accelerare l'evacuazione diciamo così, delle merci più rapidamente rispetto a quello che vediamo oggi. Ho visto con grande attenzione il dato che citava prima, e cioè che su Genova stiamo viaggiando su un 16-17% di utilizzo del treno rispetto a altri mezzi di trasporto delle merci, che è un dato superiore alla media nazionale. La media nazionale viaggia ancora intorno al 10-11%. Questo perché? Perché mancano le infrastrutture e in particolar modo, come dicevo prima, ci sarà la necessità di fare degli interventi, penso all'Adriatica, per poter poi avere delle linee dedicate al trasporto merci. Se non faremo nulla, questo è un dato europeo, e quindi se non faremo gli interventi programmati e non favoriremo questo trasporto multimodale, ci troveremo probabilmente congestionati o quantomeno avremo 1 milione di mezzi pesanti in più. C'è un altro elemento critico che a livello europeo non va sottovalutato, che oggi noi abbiamo 4 milioni e 2 circa di patentati, tra virgolette, abilitati per il trasporto di mezzi pesanti. Quasi un terzo di queste persone sono, diciamo, in età avanzata o prossimi alla pensione, quindi nei prossimi 3-4 anni dovrebbero uscire dal mondo del lavoro. Quindi è chiaro che questo aumenta e accentua il gap che ci troviamo a dover fronteggiare, perché avremo meno disponibilità di autisti, cosa che già oggi c'è, e quindi è importante che il settore ferroviario, diciamo, dia un contributo, non in piazza, ma dia un contributo attraverso una cooperazione stretta tra trasporto su rotaia e trasporto su gomma, magari riducendo i tratti di lunga distanza del trasporto su gomma, aumentando la frequenza e sostituendo il treno alla long distance laddove questo è applicato. Questo passa attraverso investimenti in terminali multimodali e in retroporti in aree chiave strategiche. Quindi è evidente che stiamo ridisegnando il futuro e ancora una volta credo che la Liguria e Genova sia diventando una sorta di laboratorio di sviluppo per provare nuove soluzioni che andremo a estendere al resto d'Europa. Siamo più avanti rispetto ad altre aree d'Italia, ma certamente come ferrovie, avendo una responsabilità sull'intero bacino italiano, ci stiamo attrezzando anche per toccare evidentemente anche altre aree. Quindi bisogna puntare a potenziare e favorire lo sviluppo di retroporti. Per riguardo, prima citato Campasso, che diventerà un vero e proprio retroporto per capacità, traffico e complessità di gestione. Il suo potenziamento prevede la realizzazione di 8 nuovi binari
e il ripristino dei binari della tratta a nord di Campasso verso Fiumicino. A pieno regime gli interventi consentiranno di avere tra arrivi e partenze fino a 40-42 treni merci a standard europeo per far viaggiare verso l'Europa attraverso il corridoio Reno-Alpi, diciamo, le merci che verranno di volta sbarcate nel porto. Tutte le attività di Ferrovie dello Stato e Rete Ferroviaria Italiana che riguardano gli interventi di Campasso sono portate avanti in continuo confronto con il Comune, la Regione Liguria, il territorio e i cittadini. L'obiettivo è portare benefici alla comunità e ridurre al minimo l'impatto dei cantieri. A tal fine, ricordo, è stato siglato a fine 2022 anche un protocollo di intesa che individua i criteri e i principi dei interventi di riqualificazione e rigenerazione urbana. Nello sviluppo dell'intermodalità il ruolo dei porti quindi risulta decisivo. Migliorare le connessioni di ultimo e penultimo miglio con i porti, sia quelle interne al sedile portuale, sia quelle di connessione tra il nodo della rete, consentirà di aumentare e a favore della ferrovia la percentuale di merci movimentate in rotta via Roma. Grazie anche allo sviluppo degli interporti realizzeremo delle vere e proprie piattaforme per la crescita dei territori in chiave industriale e produttiva. Fattore abilitante saranno ancora una volta la digitalizzazione e le infrastrutture digitali che andremo a realizzare. Con l'autorità di sistema portuale Marino Occidentale andremo a digitalizzare tutti i processi di cerniera e relativi scambi informativi tra i vari partner che compongono la filiera della logistica. Questo ci consentirà di fare di Genova uno degli hub più importanti e moderni della piattaforma logistica nazionale. È chiaro che come gruppo FS, con il nostro polo logistica, dobbiamo essere protagonisti e fare il primo passo, ma evidentemente non possiamo agire da soli. Stiamo per questo motivo costruendo delle partnership con grandi operatori, anche transfrontalieri, per sviluppare un'offerta integrata. Abbiamo siglato 2 importanti memorandum of understanding degli accordi di massima con UPAC, l'operatore di rete intermodale svizzero, per promuovere e incrementare l'intermodalità verso l'Europa, e con MSC per favorire le sinergie tra trasporto marittimo e ferroviario. Chiaramente siamo aperti a siglare accordi con tutti, perché il nostro missione è quella di favorire l'accordo sullo taglio a 360 gradi. Nave più treno sono 2 elementi essenziali della mobilità e di una logistica sostenibile sotto tutti gli aspetti. In quest'ottica stiamo quindi investendo su nuovi terminali che fungono da aeroporti per lo smistamento delle merci verso il cuore industriale del nostro paese. Stiamo lavorando a 2 terminali, a Milano e a Brescia e uno a Piacenza, per aumentare la capacità di smistamento delle merci sia per il mercato nazionale che per il lancio verso l'Europa. Questi investimenti sono realizzati grazie anche alla partnership con l'UPA. Il governo svizzero a sua volta ha contribuito nella realizzazione del nuovo terminale e ultimo, in ordine temporale, lo scorso 20 marzo è stato siglato un protocollo d'intesa alla presenza tra gli altri del Ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini e del Vice Ministro Rissi per lo sviluppo di un nuovo hub intermodale nello scalo di arrestare lo smistamento. Insomma, l'intermodalità ferroviaria e marittima direi che non è più una scelta, ma mi sembra essere l'unica alternativa se si vuole coniugare la sostenibilità economica e sociale con quella ambientale. Grazie per l'attenzione. Grazie dunque all'ingegner Ferraris. Volevo coinvolgere ora nella discussione invece l'ingegner Canavese, con il quale abbiamo avuto una discussione telefonica negli scorsi giorni, e ha detto una frase che mi ha colpito particolarmente, perché ha detto che la logistica tecnicamente è come l'acqua, se insomma, non gli lascia lo sbocco, se lo va a cercare da sola, quindi alla fine se lo trova, e quindi credo che il senso di questa frase sia di adeguarsi prima di dover rimanere con i lecerini in mano sostanzialmente. Ingegnere, se vogliamo dire il mercato verso, diciamo, il sud dell'Europa, è questa la ricetta, cosa dobbiamo fare? Sì, direi tanto non è che la cosa di questo campo territorio che sono qua, il mio lavoro è difficile di quello di essere presidente del microfono mi auguro che l'amministratore delegato di Gruppo FS non si dimentichi dei progetti su Novara, non è tanto importante. Ma direi siamo in una situazione che per gli anziani come me diciamo, non si era mai verificata. Grossi investimenti, opere che finalmente partono, le vediamo tutti i conti, sono una cosa vera, però o noi allarghiamo il mercato di riferimento, noi capiamo che se non allarghiamo il mercato, il nostro mercato attuale di riferimento non ci fa crescere, finiremo con la guerra dei poveri, perché il mercato nazionale cresce nel mezzo 2-3%, noi come posto siamo
auguriamo di crescere un po' di più. Ci sono, è vero, degli elementi che ci fanno sperare. A me fa piacere l'Unione Europea perché adesso ci chiuderà la produzione delle macchine endotermiche nel 2035, però si è dimenticata degli studi che la stessa comunità ha fatto 10 anni fa, che riguardano l'inquinamento del trasporto internazionale, del trasporto marino. I dati di UE Sonora danno che il servizio al mercato europeo da sud significa risparmiare il 50% del CO2. Sono dati su studi della comunità propria. Forse in questo momento sono del nord, quindi sono meno interessati. Andiamo al punto. Noi dobbiamo allargare il mercato. Il ferro è certamente l'unica maniera per allargare il mercato. E gli standard ferroviari nuovi ci devono far ragionare. Quando io parlo di un treno da 750, in realtà parlo di un treno che ha 600 metri lineari di carico utile. Per semplificarci la vita, 600 metri lineari di carico utile, se parlo di TIU, sono 100 TIU. Se ragiono poi nella logica di impostare una relazione ferroviaria, io devo avere quella disponibilità di utile, una certa frequenza, diciamo anche minima, anche un treno alla settimana, per una o due destinazioni, perché altrimenti non entro sul mercato. Ora, onestamente, dopo quasi 50 anni di porte, io credo che quello che ci aspetta sia quello di riconoscere che nei prossimi anni non avremo nessun terminal della portualità ligure, nessuno in grado di garantire un volume di questo tipo. E allora di qua diventa fondamentale immaginare come riusciamo, peraltro invece, a far crescere il sistema ferroviario. Solo come battuta, ma per ricordare che la concessione di gas che oggi valgono al 27% di vita, prevede a regime il 40% di credito, vanno finiti i lavori in corso, quella del carbone che ci stiamo dando. Lui citava una mia frase, quella che la logistica come l'acqua. È vero, noi oggi riusciamo a fare logistica, le nostre imprese ferroviarie che sono cresciute moltissimo, che hanno una grande capacità sul mercato, oggi riescono a fare ferrovia anche con le reti che abbiamo, anche con i nostri treni da 4,50 o da 5,40. L'esempio di tutto questo, per esempio di tutto questo, prendiamo i dati del 2002. Nel 2002, li leggo perché non voglio sbagliare, il terminal RHE di Rivalta, che è sulla dorsale del Terzo Atlantico, ha movimentato un volume medio di 50 treni a settimana, con dei mesi in cui la punta era sopra i 65 treni alla settimana. Dove venivano questi treni? 40% da Genova, 25% da Spezia, 5% da Vado, 10% dall'Austria, il traffico Red Bull, che scende con De Beer. La parte restante era fondamentalmente per i aeroporti, che sono in qualche maniera oggi serviti dalle nostre strutture portuali, Padova, Marsaglia, Brescia. Questi sono dati realistici, cioè noi dobbiamo capire quello che abbiamo e se lo possiamo usare subito, perché altrimenti investiamo e alla fine non diamo risposta. Allora, insegniamo che non si deve copiare a scuola perché sei cattivo, sei cattivo, però nella vita, se uno lavora bene io devo copiare. Io non ho mandato avanti, però due slide volevo farvele vedere. Scusi. C'è il telecomando, credo, sul tavolo, è un po' capriccioso, ma funziona. No, funziona benissimo. Ancora una, è quella dietro. Sì. I nostri competitor in realtà hanno dei numeri che si possono permettere anche di fare una politica ferroviaria diversa, ma invece come la fanno? Il sistema Rotterdam-Anversa, che muove qualcosa assieme come 25 milioni di TIC l'anno, si muove su una serie di aeroporti da cui scarica Anversa e la scarica un po' di Rotterdam, ma anche con treni corti, anche con treni da 400 metri, quelli che vediamo noi. Da quei terminali si parte con la distribuzione, perché c'è massa critica, verso i terminali del sud. E lì vedete i terminali di cui arriviamo: Novara, Busto, Melzo, Milano Smistamento, Piacenza. Oggi mi ero divertito a fare un calcolo su quanti sono i treni che arrivano dalla
di quel settore, sui nostri terminali. Oggi siamo a 20 treni alla settimana, quindi stiamo parlando di numeri grandi, stiamo parlando di numeri che significano quasi 1,5 milioni di più nostri nel nostro mercato per fare qualche cosa. Come lo fanno? Hanno messo in piedi un sistema relativamente semplice. Io ho voluto farvi 2 esempi. Stiamo parlando di esempi dal mese di aprile 2023, questo mese. Le 2 tabelle sopra vi danno l'orario ferroviario per da Ghelene, RTC e da Combinat sul terminale di Busto. Qualunque cliente, che sia un MLO, che sia una linea, che sia una spedizione, chiunque, sulla base di quell'orario si prenota lo slot sul treno, sa che la sua tariffa è quella che pagano tutti, non ha problemi di concorrenza commerciale, quindi con grande facilità usa il sistema ferroviario. E attenzione, quella tabella sotto sono i collegamenti da Rotterdam RTC che vengono fatti quasi giornalmente. Allora, questi sono i nostri competitor, partono da dei volumi che noi non abbiamo, ma se noi vogliamo crescere, arrivare ai 5 milioni di più come sistema Savona-Genova, se vogliamo crescere anche con le recupere, dobbiamo mettere in piedi un sistema che ci permetta questa facilità di approccio al ferroviario. Ora, questi sforzi che si stanno facendo, tutti stanno facendo per far crescere questo sistema, vanno accompagnati anche da una strada che porti a situazioni di questo tipo. Non è semplice perché ci scontriamo con le gelosie, tutti vogliono essere quelli che hanno il terminale, tutti vogliono essere quelli che si gestiscono il loro treno, ma così facendo nessuno va a servire. Quindi dobbiamo cambiare logica, dobbiamo arrivare a una logica diversa. E mi fa piacere averlo sentito dire dall'amministratore delegato del gruppo FS. Sarà che io sono stato nominato presidente da UPA, quindi poi i loro progetti li conosco. Però o noi facciamo questo, non andiamo da nessuna parte. Perché alla fine rimarremo, come dire, distanti da un minimo di massa critica. E senza una massa critica il treno non lo fa. È vero che si potrebbe cominciare a ragionare di investire sulla parte portuale, amico Paolo Sciorigo, ne parliamo spesso, mettere un piccolo investimento per facilitare l'utilizzo del ferroviario è forse un investimento a maggior ritorno. Guardate che quello che noi parliamo in termini di gettito fiscale vale 2 miliardi e mezzo, se no facciamo un conto più stupido, vale 2 miliardi e mezzo, se su 1,5 milioni io considero che il valore dentro quei contenitori sia di 10 miliardi. Ma non è così, il valore dentro quei contenitori è 30, 40, 50 mila euro. Quindi quello che noi parliamo in termini di gettito è una cifra enorme. L'ultima cosa, dicevo all'inizio, cioè a volte copiare non è sbagliato. I signori del porto di Rotterdam ce lo dicono con questa bellissima slide in cui ci insegnano come si organizza, il fatto che dai punti di raccolta ci si possa andare in vari modi, ma poi di là avere massa critica per servire il giorno. Grazie. Grazie. Allora la parola ora al segretario generale Marco Bucci, al quale chiedo, visto che tutti ne hanno parlato, sostanzialmente di quanto sia importante la messa a sistema per raggiungere determinati risultati. Credo in questo contesto che il Comune di Genova, l'autorità portuale, Regione Liguria, le Ferrovie dello Stato, anche il governo abbiano dato segni tangibili di volerlo fare per il bene chiaramente di Genova e della Liguria. E allora che futuro ci aspetta e cosa ci si profila ancora davanti per poter crescere e rendere ancora più competitivo il nostro porto? Buongiorno a tutti e grazie per l'invito. Io penso che, faccio una piccola premessa velocissima, 2 cose sono venute fuori oggi estremamente importanti. La prima l'ha detta il Presidente Signorini, dicendo che si sta determinando uno scenario dove abbiamo 4 valichi importantissimi sulle Alpi, dal Frejus allo Schönberg e al Gottardo, vicino al Brennero, e il valico non arriverà al valico, perché un valico non è una galleria, infatti non andiamo su questi argomenti.
E morale alla favola abbiamo questi 4 punti importantissimi che rendono Genova veramente il punto di mare più vicino al centro d'Europa. Lo dicevano già i romani, e lo possiamo oggi lo dimostriamo non solo dal punto di vista geografico ma anche dal punto di vista economico. Quindi Genova, ingresso a sud del corridoio Reno-Alpi, con questi 4 valichi diventa veramente competitivo. Il terzo valico ovviamente deve essere competitivo, ma questo è un discorso estremamente importante che ci mette veramente sulla scelta. E l'altro è quello che ha accennato prima l'amministratore delegato di Ferrovie dello Stato, e cioè che avendo i passeggeri e le persone che possono arrivare in meno di un'ora tra Milano, Torino e Genova e circolare in questo modo, noi costruiamo una grandissima città metropolitana che non è seconda a nessuno. Quindi vedete, abbiamo l'importanza di portare merci e passeggeri e fare in modo che le due cose non vadano una a contrasto con l'altra. Questa è l'altra cosa importante. Dobbiamo costruire dei sistemi che siano in grado di essere indipendenti, e nel porto di Genova questo non vale solo per le ferrovie, ovviamente vale anche per la gomma. Quindi il nostro progetto totale, con tutti gli investimenti che stiamo facendo, ci porta ad avere 2 circolazioni separate, che deve essere una per il porto e una per la città. E queste 2 devono avere 2 punti, una ferro e gomma e l'altra ferro e gomma. Quindi questi 4 sistemi alla fine devono poter andare senza andare in connessione l'uno con l'altro. Questa è la sfida del futuro. E se tutti i progetti vanno in porto, noi questa sfida l'abbiamo vinta. Questo per me è un dato fondamentale. Però c'è un'altra cosa da dire, non possiamo fare questo a scapito dei cittadini della città. Questo è un problema che anche recentemente è venuto molto forte, pesante, nell'accesso all'altro, però quello che conta è che dobbiamo rispettare la qualità di vita della nostra città. La nostra città ha una grande qualità di vita che la pone tra le migliori città con qualità di vita dell'Europa, e quindi non possiamo assolutamente denigrare o ridurre questa qualità di vita solo perché dobbiamo costruire un sistema logistico. Dobbiamo fare esattamente l'opposto. La sfida è avere un super efficiente sistema logistico e allo stesso modo avere una super efficiente qualità di vita. Questa è la grande sfida e ci possiamo riuscire. E voglio citare un esempio, se posso. Ci mancherebbe Campasso. Un esempio di quello che stiamo facendo a Campasso, una delle zone più critiche in assoluto, dove noi andremo a concentrare molto traffico in un'area che è densamente popolata. Quindi con il Campasso è stato fatto un progetto, ci abbiamo messo alcuni mesi, lo so, però alla fine ora abbiamo un accordo, dico bene, commissario, possiamo dire? Con qualche differenza. Però diciamo, quello che possiamo dire è questo, che vedete, la cosa più semplice sarebbe stata: buttiamo giù tutte le case, paghiamo i soldi, paghiamo le persone gli espropriati e buonanotte al secolo. Così ammazziamo un quartiere. Se noi buttiamo giù tutte le case dallo 0 ai 30 metri di distanza dalla linea ferroviaria, noi veramente ammazziamo un quartiere di sotto. Quindi questa è una cosa che non va fatta. Invece cosa abbiamo voluto fare? Abbiamo voluto fare in modo che assieme al passaggio del treno della metropolitana, guarda caso, nella stessa linea, quindi ovviamente il numero di treni che passano, non solo merci, non solo passeggeri, ma anche la metropolitana, quindi un grosso problema. Noi assieme al discorso di proteggere i cittadini riqualifichiamo il quartiere, per cui abbiamo un investimento di riqualificazione del quartiere fatto in un certo modo. Ci abbiamo messo del tempo, abbiamo parlato con i comunitari, abbiamo parlato con gli esperti, abbiamo parlato con gli ingegneri di Ferrovie dello Stato, che ovviamente anche per passare dei impegni ci devono essere delle precauzioni. Ma alla fine, grazie poi al commissario che è riuscito ad avere una valanga di soldi, no scherzo, non è vero, però adesso un certo numero di risorse finanziarie, siamo riusciti ad avere un progetto che tra qualche giorno lo metteremo pubblico, ma veramente ricopre tutte queste aree. E posso anticipare che su Piazza Facchini noi avremo un grosso investimento di rigenerazione urbana. Posso anticipare che tra la linea ferroviaria e le case ci sarà una passeggiata pedonale e ciclabile con gli alberi. Posso anticipare che ci saranno delle barriere antirumore da tutte le parti. Posso anticipare che la ferrovia sarà fatta su sistemi per cui l'effetto, non lo so come si dice, tappettino antivibrazione per far sì che non ci sia rumore quando passano sulle strutture i vagoni,
e posso anticipare che la parte di San Piero d'Arena, quella di Arduino, sarà fatta finalmente con la copertura che tutti i cittadini hanno chiesto. Quindi stiamo andando veramente nella direzione di poter dire che quando si fanno queste cose non si deve peggiorare la qualità di vita, anzi noi alla fine andiamo a tenere un quartiere dove c'è ancora più qualità di vita rispetto a prima e nello stesso tempo abbiamo un sistema di questa è la vera sfida delle città oggi. E mi fa piacere che ieri il sindaco Sala l'ha detto molto chiaramente anche in televisione. Si lavora in questi termini e io e lui collaboriamo spesso, anche perché, come abbiamo detto prima, come vedete, le tre città assieme possono veramente essere l'area d'Europa più ricca, l'area d'Europa dove è possibile fare tutto, l'area d'Europa dove ci sono tutte le tecnologie, tutti i posti naturali dai 4.200 metri sino al mare e così via. Noi abbiamo un'area dove si può veramente costruire il futuro nostro e dei nostri figli. Quindi alla fine, se riusciamo a fare le cose in questi termini, noi otteniamo veramente un grande risultato. Ci sono tutte le promesse per riuscirci, dobbiamo lavorare tutti assieme. Il successo che abbiamo avuto fino adesso è dovuto al fatto che abbiamo lavorato tutti assieme, e quando dico tutti assieme vuol dire tutte le amministrazioni. Guardate che non è facile, ma è opportuno farlo, anzi è necessario, perché lavorando tutti assieme si ottiene un grandissimo effetto sinergico, altrimenti non si otterrebbe, anzi talvolta ci sarebbero le sfide tra l'una e l'altra e alla fine non si rimette il cittadino e l'imprenditore. Qua hanno tutti e due diritti: il cittadino ha il diritto di avere qualità di vita, l'imprenditore ha il diritto di poter avere successo, perché altrimenti il lavoro non si crea così perché uno lo paga, si crea perché sono gli imprenditori che investono e quando investono creano ovviamente posti di lavoro e ricadute economiche sul territorio. Quindi noi dobbiamo rispettare queste due grandi entità e con rispetto di queste due grandi entità noi possiamo veramente costruire un problema. Quindi io sono molto positivo a quello che abbiamo visto oggi. Per Genova è un grandissimo rilancio, come vedete siamo sui giornali tutti i giorni proprio perché la nostra città ha questa grande opportunità. Sarebbe un delitto se noi mancassimo questa opportunità, un delitto per le prossime generazioni. Non so quando mai avremo la possibilità di avere tutti questi finanziamenti e tutta questa volontà per delle amministrazioni di portare in terra. Approfittiamone e faremo una cosa importante per noi e per i nostri figli. Grazie. Grazie dunque al sindaco di Genova Marco Bucci. Sono contento che sia arrivato il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, al quale do il benvenuto più caloroso. Non ci ha seguito all'interno del convegno ovviamente perché non c'era, però immagino che non siano del tutto dinamiche strane al suo lavoro, anzi sa benissimo di quello di cui abbiamo discorso, perché sono tematiche che si affrontano tutti i giorni ormai da parecchio tempo. Lascerei a lui le conclusioni, visto che si è parlato molto spesso di messa a sistema, è uno dei temi che maggiormente sono arrivati oggi tra ovviamente la Regione, le varie istituzioni, il Governo, le ferrovie dello Stato, per cercare di raggiungere il miglior risultato possibile. Solo così si può garantire un futuro al porto di Genova, che deve intercettare quello che sta arrivando, soprattutto le risorse che consentiranno di cambiare il volto della città e del porto. Grazie. Credo di essere abbastanza preparato, anche perché abbiamo passato con Edoardo almeno 3 ore solo questo mercoledì al Ministero delle Infrastrutture proprio a parlare della programmazione di quello che ancora dobbiamo mettere a terra e di quello che dobbiamo ancora in qualche modo definire per il sistema portuale della Liguria, ovviamente Genova, ma parliamo anche di Savona, parliamo di Vado per quanto riguarda ovviamente il potenziamento del ferro anche del porto di Spezia, che oggi non è al centro di questo incontro, ma che è uno dei porti che ha da questo punto di vista un'eccellenza, perché credo sia uno di quelli d'Italia che già oggi sul ferro fa un pezzo importante della sua logistica. Un concetto fondamentale, credo che lo possiamo condividere, sia financo banale, ma nel momento in cui noi andiamo a progettare lavori in porto, la nuova diga, la banchina unica di San Pier d'Arena, tutti gli aumenti di spazio che stiamo costruendo rubandoli al mare per garantire al nostro porto un aumento di traffico, che è l'obiettivo fondamentale, tutto questo deve portare anche a terra a un uguale e speculare investimento, perché altrimenti noi rischiamo di avere banchine in grado di accogliere molti più contenitori, ma una difficoltà ad uscire da una regione che ha già di per sé morfologicamente una serie di
una serie di difficoltà oggettive. Se la Regione Liguria è molto favorevole per i traffici perché si trova in un luogo strategico del Mediterraneo ed attaccato ai nostri mercati più importanti sia di produzione che di consumo, la Lombardia, il Piemonte, l'Emilia Romagna, cioè quella zona del paese fa quasi la metà del PIL del nostro paese, è altrettanto evidente che la sua morfologia geografica non è certamente la pianura padana dove si può stendere 1 metro di binario, 1 metro d'asfalto, ha un impegno anche in termini di progettazione decisamente diverso. Credo che Genova sarà sempre più attrattiva in quanto sarà veloce nel riuscire a garantire lo spostamento delle merci una volta arrivate in banchina verso ovviamente gli interporti tra i porti del nord e poi la loro destinazione finale. La velocità con cui si muove una merce è una funzione prima evidentemente della competitività con cui la nostra logistica risponde ai bisogni delle imprese, e questa credo che sia un'altra considerazione. Che dire, noi oggi abbiamo già sul porto di Genova una mole di investimenti come probabilmente non si vedevano negli ultimi 50 anni, ma insomma andiamo oltre la memoria di ciascuno di noi. Se pensiamo alla diga, se pensiamo ai lavori sulle banchine di San Pierdarena, se pensiamo all'ultimo miglio di binario in porto, a tutti i lavori che con le strutture commissariali abbiamo messo in piedi, se pensiamo al terzo valico che ormai, come si dice, diamo un po' per scontato, nel senso che lì sta crescendo. Io su questo inviterei di organizzare all'interno del terzo valico. Settimana scorsa il sindaco Bucci ha promosso delle visite al waterfront che hanno avuto grandissimo successo, e credo che i cittadini per la prima volta, già perché era molto più visibile, si siano accorti effettivamente di che cosa si muove sotto il cielo di Genova. Io credo, è più complicato, lo capisco, una galleria, ci siamo stati anche con Edoardo e Ministro Salvini non molti mesi fa, e fa abbastanza impressione vedere cosa è stato scavato e cosa è stato realizzato alle spalle di Genova. Non credo che ancora l'opinione pubblica, neppure quella diciamo più attenta a questo aspetto professionale del nostro sistema logistico, abbia realmente compreso quale mole di lavoro si sta svolgendo alle spalle di Genova e quale sarà il gigantesco beneficio di quello, e poi il Campasso su cui abbiamo definito un accordo di programma nei mesi scorsi. Insomma, credo che davvero il porto di Genova oggi sia alle soglie di una rivoluzione di cui anche i contorni non sono ancora così noti, se non alla comunità professionale che ha partecipato alla definizione. Poi ci sono altre opere che abbiamo messo nel piano strategico delle infrastrutture della mobilità in Liguria, concordandole con i sindaci, con le città metropolitane, concordandole evidentemente con Edoardo e il suo ministero, e poi con tutti i provveditorati di spesa e le grandi agenzie a cui facciamo riferimento, alcune delle quali io credo oggi debbano entrare nel menù del prossimo, bisogna essere abbastanza onesti, decennio. Io sarei già felice se vedessi realizzata la galleria che mette finalmente fine a quel binario unico nel ponente della Regione Liguria, che non è direttamente collegata al nostro sistema portuale di Vallo, Savona e Genova, ma è un'infrastruttura per il trasporto di persone e merci che comunque fa parte di un'integrazione completa del nostro sistema, così come la Pontremolese al lato opposto è certamente un lavoro forse addirittura più facile perché si può costruire per lotti funzionanti, mentre è una galleria, insomma, convincere qualcuno che un lotto funzionale mezzo buco diventa francamente un esercizio retorico abbastanza complesso. Lì quando avremo gli stanziamenti e la progettazione che è in corso del momento dovremo poi ragionare su un investimento più importante. Di sicuro abbiamo una responsabilità, io la genererei addirittura al contrario, perché altrimenti credo che non si colga la situazione fino in fondo. Sulla Liguria e su Genova l'Italia sta investendo forse
più di quanto sta investendo altrove, anche a differenza di popolazione, voglio dire, a differenza anche di numero di abitanti, a differenza di numero di imprese, proprio nella consapevolezza che noi abbiamo la responsabilità di ospitare il sistema logistico principale del paese, da cui discende la competitività di tutto un pezzo di industria, non solamente delle imprese genovesi. E questa è una responsabilità che come istituzioni ci dobbiamo assumere fino in fondo. Concludere i lavori, concluderli in fretta, concluderli bene, metterli a sistema, evitare che nel complicato puzzle delle responsabilità e delle autorizzazioni e dei percorsi si faccia qualche cosa che poi non viene ottimizzato fino in fondo. Io lo ripeto da sempre, perché dobbiamo ancora concludere una serie di passaggi: diga, tunnel, tombamento delle banchine di San Pier d'Arena con la banchina unica, ultimo miglio dei binari a San Pier d'Arena, così come il potenziamento dell'altro scalo della città, quello di Prae, poi i lavori in porto sempre relativi alle ferrovie sul porto di Vaso, la strada di scorrimento veloce. Sono tutti lavori che devono cominciare e finire in un arco di tempo per essere messi a sistema, altrimenti la diga senza le banchine non farà la sua funzione, le banchine senza i treni non faranno la loro funzione e potremmo andare avanti così, lasciando da parte, ma non semplicemente perché non è il tema di oggi, il tema poi della elettrificazione, della transizione energetica, insomma di tutto quello che nel lungo periodo di qua al 2035 l'Europa dovrà affrontare. Io credo davvero che siamo alla vigilia di una grande rivoluzione per il porto di Genova, e quindi quando diciamo una grande rivoluzione per il porto di Genova, o meglio per l'autorità di sistema portuale del Ponente Ligure, siamo alla vigilia di una vera rivoluzione per la logistica italiana, che vuol dire costi minori per le nostre imprese dell'export, costi minori sugli scaffali dei supermercati per i nostri cittadini che invece devono consumare in questo territorio. La logistica fa un pezzo importante del prezzo finale delle merci, e questo vuol dire che quello che esportiamo sarà più competitivo se siamo più veloci, se siamo più integrati, e dall'altra parte vuol dire che anche quella spinta innovativa, che certamente ha tante voci, di fronte a una logistica più efficace evidentemente ha un cambiere importante dal punto di vista dell'oscillazione dei prezzi, perché un pezzo di quei prezzi derivano anche dal costo della logistica, che non è certamente solo di banchine, di carburanti e di tante cose, ma se noi efficientiamo il sistema facciamo la nostra parte per dare una mano al Paese. Quindi grazie Edoardo per questa giornata, grazie a Paolo Signorini, soprattutto per tutto quello che stiamo mettendo in campo, che è davvero ambizioso. Grazie a Ferrovie, che sono il nostro partner. Poi in Liguria sui treni c'è un affetto vero per i treni, al netto che si lamentano, sono mugugnoni, però credo che dal trenino di Casella, che è quello piccolino che va verso il nostro entroterra, ai treni sulla costa in Liguria, il treno fa parte della cultura, il treno che attraversa le 5 Terre Express, con cui abbiamo dato un sistema di mobilità moderno a quel pezzo, alla logistica. Quel treno fa parte della civiltà della Liguria, si capisce anche perché le strade sono poche, strette e piene di curve, il treno è più comodo per tutti, e dovremmo davvero svilupparlo tanto. Siamo stati, penso, la seconda regione d'Italia a firmare il rinnovo del contratto di servizio pubblico regionale acquistando tutti i nuovi treni. Siamo sicuramente la regione su cui voi state investendo di più, dal passante di Genova, le nuove stazioni, Azelli, tutto quello che c'è. Guardiamo con ottimismo, io credo che questo sia poi la cosa fondamentale. Io penso che siano tutte cose che possiamo portare a termine nei prossimi anni, che abbiamo la capacità per farlo, abbiamo la squadra per farlo, abbiamo un dialogo istituzionale fluido. Che dire, abbiamo di fronte obiettivi alla portata di mano, che non vuol dire che siano facili e poco impegnativi, ma insomma per la prima volta l'orizzonte è davvero tracciato, la rotta è pure
soldi sono sul tavolo, il Ponte San Giorgio dimostra che questa città quando vuole sa fare le cose bene, talvolta sa fare anche più di quanto il mondo si aspetta da lei, e quindi rimbocchiamoci le mani e chiudiamo questa partita, perché il vero lavoro per quasi tutti loro che vedo seduti lì per categoria e per capacità di impresa comincia il giorno dopo che abbiamo finito noi intorno a questo tavolo, e quello sarà il vero